414 schede valide, hanno ottenuto voti Bitonci 178, Tosi 236. Flavio Tosi è il nuovo segretario della Liga, incoronato ieri a Padova dal Congresso nazionale con il 57% delle preferenze dei delegati. Tosi ha vinto e con lui l'ala maroniana del movimento, ma non stravinto sullo sfidante Massimo Bitonci, con quelle percentuali bulgare che giravano alla vigilia dell'assemblea. Il sindaco di Verona si trova dunque a dirigere una Lega quanto mai divisa nella fase più difficile della sua storia. Per questo si affretta a tendere la mano all'altra corrente del partito. Io intanto chiederei a Paolo Gobbo e a Massimo Bitonci di venire qua con me, perché questo è lo spirito che si voleva. È stato il dibattito, quello che è normale che ci sia in una fase congressuale, magari in un momento non facile per la nostra Liga Veneta, Lega Nord, però un minuto dopo si deve lavorare assieme per la Lega, per il popolo veneto. Adesso bisogna, da un momento non facile, da un risultato elettorale che è stato decisamente non premiante per il nostro movimento, adesso l'unica cosa da fare è ripartire, ricostruire insieme. Grazie e buon lavoro a tutti. Che ci sarà? Ripartire dalla base è la parola d'ordine della nuova era del Carroccio Veneto, che saluta dopo 14 anni di egemonia il segretario Giampaolo Gobbo con una standing ovation che sembra quasi ricomporre le fratture dell'ultimo periodo. Ma nonostante gli abbracci e le strette di mano, a ricordare quanto le acque non siano poi così calme ci pensa Massimo Bitonci. State certi che vi batterò giorno e notte per continuare a seguire la voglia di autonomia e libertà del nostro popolo. E nel nostro popolo è chiaro il riferimento dell'ex sindaco di Cittadella a quei veneti che vogliono contare di più e pensano alla Liga come a un movimento che si svincoli dalla sudditanza lombarda.